Venetour, Slow Tour in Veneto, a scoprire la biodiversità di una regione che è monumenti, storia, cultura, ma soprattutto natura, in compagnia di Sci, una turista straniera che dipinge le proprie emozioni con i colori dei suoi acquerelli. È meravigliosa, è anche un po' freddo, ma stupenda per dipingere. La forza dei linguaggi. Sci interpreta tutto secondo il suo linguaggio pittorico. Mentre lei dipinge, io ho appuntamento con Michele D'Apozzo, direttore del Parco regionale delle Dolomiti, a cui è affidata la bellezza di questi paesaggi. Tutto il paese vive di questa bellezza perché di fatto il nostro patrimonio è silvopastorale, fondamentale per quello, ma adesso è la sua bellezza quella che conta e non conta solo per noi, conta per tutto il mondo, siamo patrimonio dell'UNESCO, non a caso insomma. E quindi il nostro ruolo anche come gestori del parco è proprio quello di mantenere questa bellezza anche da un punto di vista naturalistico, quindi un'attenzione alla biodiversità, alla resilienza degli ecosistemi. Ma questo ecosistema, per difendersi, ha degli anticorpi che vengono dalla sua storia, le famose regole ampezzane, un regime giuridico vecchio di 1000 anni, secondo cui una buona parte dei boschi e dei pascoli attorno a Cortina, circa 16.000 ettari, sono proprietà indivisa della comunità. Le regole sono una forma di aggregazione che le famiglie dei primi insediatori hanno escogitato per sopravvivere in questo territorio di montagna che, per quanto bello, era duro e impegnativo. Ogni singola famiglia da sola non avrebbe potuto sopravvivere e hanno trovato il modo di sfruttare soprattutto i pascoli, perché questi erano la loro fonte di sostentamento principale, e i boschi in secondo luogo per la legna, per il legname da costruzione. Veniamo allora alle regole delle regole. Come funziona esattamente? Proprietà indivisa di chi? Proprietà inalienabile, e questo è un altro concetto fondamentale, non è possibile venderlo questo terreno, non è un terreno privato qualunque, anche se non è pubblico. Quindi uno scudo contro la speculazione. È proprietà indivisa delle antiche famiglie originarie, è una comunità che comunque in Cortina conta almeno 3.000 persone, cioè non sono 4 gatti privati. 3.000 su 5.000. Ogni famiglia, ogni consorte sente questo patrimonio come suo. Il fatto di sentirlo proprio è fondamentale, crea un legame indissolubile. A questo punto scendiamo qualche chilometro verso Pieve di Cadore, sotto al Sorapis, dove incontriamo Giorgio e Davide. Abbiamo catturato 2 rari esemplari di regolieri. Secondo le regole, ogni capofamiglia, tuttora, ha diritto a utilizzare i pascoli e a 7 metri steri di legnatico, cioè circa 6 metri cubi di legna del bosco, più 1 metro per ogni componente della famiglia. È una cifra a caso? No. A cosa corrisponde? No, è una cifra che con 7 metri steri, una volta c'erano tutte le cucine economiche a legna e nelle famose stube riscaldavano un unico locale. Con i 7 metri uno riusciva a farsi per tutto l'anno il mangiare nella cucina e tenersi una certa caloria in una stanza. Quindi è una logica strettamente legata ai fabbisogni. Certo, assolutamente. certo. Cercavano di far sì che le risorse che venivano dal bosco, dai pascoli, bastassero per tutti. No? Qui siamo davanti a una stalla che le regole hanno deciso di rimettere in produzione. Questa stalla è delle regole, cioè non è di qualcuno in particolare. No, è delle regole. Delle regole, cioè della comunità. È stata fatta ad hoc perché a Cortina è arrivato molto turismo, per grazia di Dio, no? E appunto certi valori, certe tradizioni hanno cominciato a venire meno e i regolieri hanno detto no, dobbiamo continuare ad avere almeno un presidio per quel che riguarda l'agricoltura. E è nato questo progetto di questa azienda agricola che dovrebbe portare avanti le nostre tradizioni agricole. Tradizioni non è solo per il gusto della tradizione,
sono, diciamo, le basi per la sopravvivenza di questo territorio. Quindi è la vera ricchezza di Cortina. È importantissimo per la cura dell'ambiente e del territorio, perché il territorio, se dovesse essere tenuto pulito, falciato, eccetera, al costo, non ce la farebbe più nessun comune. Poi il nostro obiettivo è coinvolgere dei giovani, che qualcuno dice ma i giovani non vogliono, invece non è vero. Io vedo nei 18 anni, 20 anni, vedo un interesse e la speranza grande di renderla appetibile anche economicamente, che qualcuno si faccia avanti per ripristinare queste tradizioni che sono millenarie, no? Abbiamo qua davanti il Sorapis, giusto? Sì. Sì. La montagna per voi cosa vuol dire? Scusa la domanda stupida, ma La montagna è un modo proprio di viverla, la montagna. Io ad esempio se vado in pianura dove non vedo più una fine, già inizio a... La montagna ha le sue difficoltà, ha i suoi problemi. Ma Io in tutta la mia vita ho resistito al mare 3 giorni. Beh, tu hai detto una domanda tra virgolette stupida. Per me è una domanda incredibile, è come dire parlami dell'anima, parlami di Dio, è una cosa inspiegabile, è un amore infinito.